Massacrata di botte, colpita con calci e pugni, la vittima è una donna sulla quarantina che stava passeggiando lungo il sentiero degli Ezzelini. È pomeriggio, sono le 16, il sole ancora batte. Ad un tratto le si avvicina in bicicletta un ragazzo che inizia a importunarla, proponendole un rapporto sessuale. Lei rifiuta e tenta di allontanarsi, ma l'aggressore la blocca. Inizia a picchiarla con una ferocia inaudita. Sono momenti terribili. Lei riesce a rialzarsi e con le forze che le rimangono a fuggire. Un passante la vede e la soccorre. Immediata la chiamata al 112. Sul posto arrivano le pattuglie dei carabinieri. La scena è straziante. La vittima, ferita gravemente, viene portata in ospedale. È caccia all'uomo. Il mattino seguente i militari dell'Arma iniziano un appostamento lungo il sentiero. Lo attendono in borghese senza farsi notare. Simulano allenamenti in bici, di corsa. Alcuni militari fanno finta di fare ginnastica ed intanto controllano, osservano. E lui, l'aggressore, non si fa attendere. Insella sempre alla sua bicicletta, spunta tra gli alberi. Un attimo e viene catturato. Lui tenta di fuggire, ma i carabinieri sono pronti e scattano le manette. Si tratta di un 28enne, nulla facente, residente nella Castellana. È accusato di tentata violenza sessuale, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui si aprono le porte del carcere. Intanto le indagini portano alla luce altre aggressioni. Poco prima dell'ultima vittima aveva già aggredito e percosso un'altra donna con lo stesso intento. Alcuni giorni prima lo stesso maniaco aveva avvicinato altre potenziali vittime con inviti a sfondo sessuale che però erano riuscite a fuggire prima. Un fatto gravissimo, commenta il sindaco Diego Parisotto. Il personaggio è veramente, cioè, molto pericoloso perché insomma i fatti o quello che ha combinato insomma, lo testimoniano. Credo sia un fatto un po' isolato, non è che adesso la gente debba aver paura a frequentare il sentiero o comunque a camminare anche per la strada. Il mio pensiero va alla vittima, termina il primo cittadino, che abbiamo raggiunto in Francia, dove si trova per un gemellaggio. Quando tornerò insomma sarà mia premura ad andarla a trovare.